Questa mattina il sindaco sarà a Roma presso il Ministero dell'Agricoltura in un incontro reso possibile dal senatore De Carlo e da altri della filiera politica a cui si appoggia l'amministrazione per parlare dello sbarramento per il cuneo salino sul fiume Brenta. Lo ha reso noto ieri lo stesso sindaco durante il Consiglio Comunale a seguito di 2 interrogazioni a cura di Maurizio Salvagno del Partito Democratico e di Maria Rosa Boscolo-Chio, Energia Civica. Specificatamente per queste infrastrutture è stato presentato un emendamento al Senato sul decreto siccità. Su questo, prima che si manifestasse la situazione meteo attuale, è stata data la priorità 1 a tutti gli impianti che portano acqua potabile, la priorità 2 al mondo dell'agricoltura. Pertanto lo sbarramento per il cuneo salino sul Brenta si trova tra le posizioni più urgenti, alla 249esima ordine non di urgenza, ma dovuto a vari fattori. Sulla nota spese appunto della Regione Veneto, che chiede per l'intervento i 9 milioni e mezzo mancanti per poter iniziare l'intervento stesso, dando l'affidamento dei lavori alla ditta costruttiva che a suo tempo si era aggiudicata l'appalto. 28 milioni e 635 mila euro il costo finale dell'opera. Il magistrato alle acque ha comunicato alla Regione Veneto, al Consorzio di Bonifica Adige Uganeo e al Comune di Chioggia che il procedimento VIA è in scadenza a luglio di quest'anno e che la durata dei lavori prevista è di 610 giorni. Per la proroga della VIA la Regione Veneto ha dato le sue rassicurazioni, ma adesso si devono accelerare i tempi. Oltre alle figure politiche, a Roma si incontrerà anche il presidente e il direttore del Consorzio di Bonifica Adige Uganeo, che hanno tutta la situazione sott'occhio. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.